non c'è posto in tutti i comuni, non c'è posto anche su Padova, tutti capiscono che quello che sta facendo Giordani è una sciocchezza incredibile perché non risolvi nessun problema, uno si rende conto che a 3 settimane dall'apertura delle scuole fare una tendopoli dentro una palestra è una sciocchezza incredibile. Non usa giri di parole Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, commentando la scelta del sindaco di Padova, Sergio Giordani, di aprire le palestre di 2 scuole. Non ci sono spazi nel nostro comune, quella padovana è una scelta politica, dice. Non penso che sia stato un errore, penso che sia una decisione politica. Quello che continuiamo a dire noi della Lega, che non c'è posto nei comuni, che non c'è posto soprattutto a Padova, questa è la prova provata e quello che porterà a questo è un enorme disagio per i ragazzi, per tutti i cittadini, ma sono le solite cose, è una posizione politica perché devono far vedere che sono accoglienti. L'accoglienza diffusa non è la soluzione per il primo cittadino di Noventa, che si dichiara indisponibile ad accogliere sul suo territorio richiedenti asilo. Non esiste al mondo l'accoglienza diffusa, è una sciocchezza incredibile, è una fake news che viene detta ai cittadini per tenerli calmi, non risolvi nulla, continuano a sbarcare, bisogna bloccare gli sbarchi, bisogna fare i respingimenti, questo è quello che bisogna fare come governo.